Focus TG, buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Partiamo con la cronaca, con una brutta notizia che ci arriva da Padova. La 14enne colpita da infarto mentre si trovava a scuola non ce l'ha fatta, è stato avviato l'iter per dichiarare la morte cerebrale della ragazza. È stata dichiarata intorno alle 8 del mattino la morte cerebrale della studentessa 14enne che 2 giorni fa era stata colpita da un infarto mentre si trovava in classe nel liceo di Scienze Sociali Duca d'Aosta a Padova. La giovane, che si era accasciata sul banco durante la prima ora di lezione, era stata ricoverata presso l'unità di cura intensiva coronarica dell'azienda ospedaliera diretta dalla dottoressa Luisa Cacciavillani. Dopo aver lottato per 2 giorni tra la vita e la morte, purtroppo è stato avviato l'iter per confermare la morte cerebrale della giovane. Sono tutte da chiarire invece le cause del decesso di un 27enne originario di Bessica di Loria nel Trevigiano. È stato trovato senza vita nella sua casa in Uzbekistan. Sul cancello di casa in via Pergolesi un breve messaggio: desideriamo rimanere soli con il nostro dolore per cercare di affrontare un lutto di famiglia devastante, la morte lontano da casa di un figlio di appena 27 anni, Giorgio Gheno, originario di Bessica di Loria, trovato senza vita nella sua abitazione a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. Da giorni i parenti non riuscivano a contattare Giorgio, poi attraverso le autorità uzbeke la tragica scoperta. Il referto parla di morte naturale, ma sarà l'autopsia ora a cercare di fare luce sulle cause di un decesso prematuro e inaspettato, vista anche la cura che aveva del suo corpo e la passione per lo sport. Da tempo il 27enne era andato a vivere all'estero, prima in Australia, poi da 4 mesi nel paese asiatico. Il caso è ora all'attenzione dell'ambasciata italiana a Tashkent. Solo al termine delle procedure previste in queste circostanze si potrà procedere con il rimpatrio della salma in Italia. Il ragazzo lascia i genitori Giuliano e Anna Rosa e i fratelli Laura e Renato. Adescavano e violentavano giovani babysitter. Sono stati condannati questa mattina per sequestro di persona, violenza sessuale con l'aggravante delle sevizie Mirko Altamari a 11 anni e la morte Giulia Buccaro a 6 anni e 8 mesi di carcere. La coppia attirava con annunci di lavoro le giovani, poi scattava la trappola. Le ragazze hanno denunciato di aver subito una notte da incubo, adescate con l'inganno in zone isolate fuori della città, violentate e filmate con la minaccia di pubblicare i video in rete. Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Belluno da oltre 300.000 euro nei confronti di un imprenditore del posto accusato di peculato per essersi impossessato del patrimonio della sorella interdetta. Nei guai anche la figlia avvocato. Anziché proteggere la sorella interdetta e fare il suo interesse, le avrebbe sottratto nel tempo centinaia di migliaia di euro. Questa è l'accusa mossa nei confronti di un imprenditore bellunese al quale il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha notificato l'avviso di conclusioni indagini preliminari a suo carico. L'uomo avrebbe sfruttato l'incarico di tutore giudiziale per impossessarsi di 303.000 euro, somma che adesso gli è stata congelata con quello che in gergo si chiama sequestro per equivalente. A disporlo il GIP di Belluno su richiesta della procura, ma c'è di più. Il tutore si sarebbe avvalso anche della cooperazione di sua figlia, avvocato e protutore, per accedere alla cancelleria del tribunale. Tra gli episodi contestati spicca il mancato versamento alla sorella interdetta della quota di eredità legittima alla morte del padre e la vendita nel 2016 della villa di famiglia. La complessa attività investigativa si è sviluppata attraverso l'analisi di documenti, informazioni testimoniali, la ricostruzione del patrimonio economico-finanziario della donna interdetta, nonché i rapporti bancari degli indagati. Per l'imprenditore si aprono le porte del Tribunale di Belluno, mentre il maxi sequestro preventivo da 303.000 euro potrebbe tramutarsi in confisca. E un uomo invece di Mestre di 39 anni in preda alla disperazione per essersi giocato una somma di denaro consistente, ha finto un rapimento, è stato denunciato.
Un operaio 39enne di Mestre ha sperperato al gioco parte dei 7.000 euro che servivano come caparra per acquistare un negozio, per poi raccontare ai figli di essere rimasto vittima di un rapimento. Messo alle strette, alla fine ha confessato la verità ai carabinieri ed è stato denunciato per simulazione di reato. I figli infatti si erano rivolti ai militari raccontando che il padre doveva andare dal commercialista a versare la somma per il primo atto di acquisto di un nuovo negozio a Venezia, ma che poi era sparito. Hanno aggiunto che la sera prima il papà li aveva chiamati dicendo di essere prigioniero di alcune persone, di avere pochi minuti per parlare, di non contattarlo e soprattutto di non denunciare la cosa. I carabinieri insospettiti hanno cercato di localizzare il telefono del 39enne, scoprendo che le cellule l'avevano agganciato nei pressi delle stazioni ferroviarie di Verona, Milano e Firenze. Nel frattempo l'uomo è rientrato dopo 24 ore d'assenza, raccontando la stessa versione ai carabinieri, ma alla fine ha dovuto confessare l'amara realtà. E adesso il crack Compiano, è entrato nel vivo oggi il processo, assente in aula l'unico imputato, l'ex patron. Crack Compiano, entra nel vivo il processo dell'unico imputato, l'ex patron Luigi Compiano, assente in aula. Processo che a 7 anni di distanza dai fatti contestati ha rischiato anche nelle scorse ore di essere ridiscusso, ovvero di tornare all'udienza preliminare per una contestazione puramente tecnica della difesa con l'avvocato Piero Barolo. Questione legata cioè alla derubricazione del capo di imputazione a carico dello stesso Compiano e riferita all'appropriazione indebita piuttosto che alla bancarotta fraudolenta. Cose tecniche appunto, ma alle 12:23, dopo 2 ore di discussione della Corte, rigettata la richiesta di eccezione, ovvero sciolta la matassa, e riaperto il dibattimento, finalmente ascoltati i primi testi. Si comincia con l'ex curatore fallimentare, il commercialista trevigiano Sante Casonato. È un fiume in piena. Al PM Massimo De Bortoli racconta del famoso cavò di Silea, dove confluivano tutti i soldi della NES e delle sue consorelle. Di quella volta che ci sarebbero voluti 10 tir per portare a destinazione ben 9 milioni di euro, tutti monete metalliche, ma poi si scelse la praticità della conversione in moneta digitale. I soldi venivano contati fisicamente dal reparto trattamento valori, dice. Qui per la conta delle monete si utilizzava un imbuto gigantesco con una macchina che le contava e uscite dalla conta venivano automaticamente blisterate e messe su dei bancali per essere consegnate. Dice ancora, storie davvero incredibili come quella del buco di oltre 30 milioni spariti chissà dove tra il lusso di macchine d'epoca e di chi tra i grossi creditori è stato più abile del tempo. Storie e segreti che tanto ricordano il più famoso deposito a fumetti di Paperopoli della Disney, con zio Paperone che nuotava nell'oro delle sue stesse monete, della serie Quando la realtà supera la fantasia. C'è una breve pausa, poi torneremo e parleremo del Mose. Giornata attesa ieri per quanto riguarda il Mose, poi in serata il commissario ha annunciato i fondi per le imprese. L'ultimatum dato a fine gennaio dalle imprese non pagate dal Consorzio Venezia Nuova per i lavori del Mose sembra aver funzionato. Dopo una giornata ad alta tensione, mercoledì sera è arrivata una nota del commissario straordinario Elisabetta Spitz che ha assicurato l'arrivo dei fondi. 58 milioni che il provveditorato alle opere pubbliche girerà al Consorzio che a sua volta, precisa la nota, destinerà alle imprese. L'ufficialità però deve ancora arrivare ai diretti interessati. Il provvedimento consente di attivare immediatamente fondi già disponibili all'utilizzo diretto da parte del Consorzio. Spitz, in un incontro con l'amministratore straordinario, ha ottenuto precise rassicurazioni sull'impegno a destinare queste risorse alle imprese che sono in attesa di essere pagate e conseguentemente a evitare che i lavori vengano interrotti. Al momento nelle casse del Consorzio Venezia Nuova, che ha spese fisse per una ventina di milioni all'anno, c'è solo 1 milione, mentre i debiti si aggirano intorno ai 90. Ecco perché le imprese avevano deciso di scrivere immediatamente a provveditore, commissario, governo per confermare il blocco dei lavori. Intanto proseguono i test funzionali di sollevamento delle barriere del Mose. L'ultimo 2 notti fa ha visto il sollevamento di tutte le 19 paratoie della schiera La Bocca di Porto di Malamocco, che ha dato esito positivo.
Infortuni e morti sul lavoro. Analizzando i dati relativi al Veneto del 2019, i sindacati chiedono più prevenzione. In Veneto si continua a morire e infortunarsi nei luoghi di lavoro, anche a causa dell'alto tasso di industrializzazione. Nella nostra regione l'INAIL ha registrato 98 morti nel 2019, 17 in meno dell'anno prima, stessa cifra del Lazio, peggio stanno solo Lombardia e Emilia. Statisticamente continuano ad esserci 3 morti al giorno, nella nostra regione 2,2 e capite che sono dati che riguardano persone che vanno a lavorare e non tornano mai più a casa. A Padova in particolare gli infortuni del 2019 sono stati il 18,5% di quelli avvenuti in tutto il Veneto. Altro tema legato alla prevenzione, i controlli dello Spisa nelle aziende. 1.300 quelle controllate l'anno scorso in Veneto, troppo poche secondo i sindacati. Sono stati assunti 30 ispettori, ma molti sono andati in pensione. Secondo la CGIL, con le risorse attuali, il pericolo è che un'azienda riceva un'ispezione ogni 20 anni e ispezione significa prevenzione. Intanto si è appena concluso un corso di formazione per i lavoratori impegnati nella prevenzione degli infortuni nelle loro aziende. Questo corso è stato finanziato grazie alle multe che lo Spisal ha fatto in questi anni e questo vuol dire riutilizzare molto bene, in maniera positiva, queste risorse. Infine non bisogna dimenticare gli infortuni e le morti che colpiscono nel tragitto casa-lavoro. Il problema non è solo e semplicemente chi muore sul lavoro, ma anche chi muore andando al lavoro o tornando dal lavoro. Il Senato ha votato all'unanimità il disegno di legge che salva le abitazioni di 200 famiglie di Sottomarina che rischiavano di perdere la casa per colpa di una lunga e complessa storia di burocrazia. Quella che vedete alle mie spalle è Riva Lusenzo e siamo a Chioggia. Oggi è una bellissima giornata per i residenti di quest'area perché finalmente è stato votato anche al Senato l'ultimo passaggio della legge su Riva Lusenzo che prevede la demanializzazione e il passaggio in proprietà del comune di Chioggia. Via libera all'unanimità del Senato al cosiddetto disegno di legge Chioggia. È il provvedimento che trasferisce l'area del Lusenzo, sulla quale vivono circa 200 famiglie, al patrimonio disponibile del comune di Chioggia, che la alienerà ai residenti. Si risolve così una vicenda complessissima e per certi versi drammatica, visto che nonostante la costruzione di immobili secondo le autorizzazioni previste e regolarmente registrati in catasto e nel piano regolatore generale, mai era stato formalizzato il passaggio di proprietà dallo Stato. Siamo riusciti a dare una risposta a queste 200 famiglie in attesa che hanno vissuto con una spada di Damocle sopra la testa per tutti questi anni. Abbiamo visto purtroppo e ho conosciuto personalmente situazioni drammatiche, cittadini come Arostiozzo che hanno avuto centinaia di migliaia di euro di cartelle esattoriali da pagare con la casa pignorata e gli stipendi pignorati, cosa che non può avvenire in un paese normale. Nel corso di un secolo a questa vicenda hanno preso parte il Magistrato delle Acque di Venezia, il Ministero per la Marina Mercantile, il Ministero delle Finanze, il Demanio Marittimo e il Patrimonio dello Stato. La questione, portata alla ribalta dal Movimento 5 Stelle in Regione Veneto, è stata accolta a Roma da un fronte bipartisan. Relatore in aula era il senatore leghista Paolo Saviane, che ne ha permesso la soluzione. Io devo innanzitutto ringraziare la perfetta collaborazione che c'è stata tra tutti i gruppi parlamentari su questo provvedimento. È veramente raro vedere questo afflato, questo desiderio comune e dobbiamo dirlo anche questa velocità. Quello dell'area del Lusenzo è un caso di pessima burocrazia, come l'ha definito in aula il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, che però, almeno in questo caso, ha trovato un'ampia collaborazione alla sua soluzione. E adesso sentite che cosa è successo a un ragazzino di 13 anni di Vicenza. Non raccogliere le deiezioni dei propri cani è costata una brutta avventura per un 13enne residente a Vicenza. Il ragazzino è stato rincorso da un 70enne che senza colpo ferire gli ha spiccicato in faccia proprio i bisogni abbandonati a terra dei 2 cagnolini. Il ragazzino uscito per portare a spasso i 2 cani di famiglia in via Pizzocaro probabilmente si è dimenticato i sacchetti e colpevolmente ha lasciato a terra i bisogni degli animali. La cosa non è passata inosservata all'anziano che forse, pensiamo noi, essendo uso a scene del genere, questa volta ha reagito in malo modo. La reazione sicuramente esagerata ha scatenato le ire della madre del 13enne che ha presentato denuncia ai carabinieri che ora si metteranno sulle tracce del 70enne intransigente.
Ancora nessuna notizia del giovane scomparso da Orsago una settimana fa, nessuna telefonata a casa e adesso arriva anche l'appello del sindaco. Non vuole dire niente perché non c'è voglia di parlare in questa casa di Via Palli in centro a Orsago, dove la compagna del padre di Charles si trova con i figli più piccoli. Fuori microfono la donna conferma che sono ore di attesa, che il telefono continua a non squillare, che si aspettano segnali dai carabinieri. Charles, 17 anni, è scomparso nel nulla giovedì scorso. Forse il treno che da Conegliano, dove studia, lo portava a Orsago, ha preso altre direzioni. Charles aveva raggiunto dal Camerun il padre Joseph 8 mesi fa, una nuova famiglia, una nuova comunità, un'integrazione forse difficile. L'ipotesi resta quella di una fuga volontaria. Considerando il fatto che anche questo ragazzo non è da tantissimo tempo che è qui in Italia e quindi magari non ha dei punti di riferimento e quindi questo preoccupa ancora di più. Lo stesso comune attraverso la polizia locale sta collaborando con i carabinieri, mentre il sindaco parla di una famiglia integrata, discreta ma conosciuta e di una comunità in apprensione. Noi siamo un piccolo paese, quindi è come che fosse una grande famiglia. Ci dispiace tantissimo che questo ragazzo sia scomparso, fa parte di una famiglia ben integrata nel nostro paese e quindi speriamo proprio che si possa risolvere nel miglior modo possibile. Da qui il messaggio a Charles, quello di non sentirsi solo. Ha una famiglia qui ad Orsago che lo aspetta, ma soprattutto anche un paese che lo aspetta, questo sicuramente. C'è ancora una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente insieme, andiamo a Vicenza dove si sono conclusi i lavori per il progetto vincitore del bilancio partecipativo 2018. Il parco giochi di Via Giuriato è a misura di disabile, vediamo. E via giù, una scivolata veloce, un giro in giostra, magari quella nuova, anche per quei bambini che non sono fortunati e hanno problemi di deambulazione, oppure sul dondolo, anche qui pensato a chi è meno fortunato. Una passeggiata lungo i nuovi percorsi pedonali da oggi lo possono fare in sicurezza anche gli ipovedenti grazie ad un piccolo rialzo che limita il percorso dal Prato. Siamo al riqualificato parco di Via Giuriato nel quartiere San Pio X. E finalmente andiamo a riconsegnare il parco con tutte quante le opere di sistemazione del parco stesso che abbiamo fatto e la consegna del bagno. Quindi andare a migliorare tutti quelli che sono i vialetti e l'accesso per i disabili in materiali ecologici e drenanti, quindi anche una scelta tecnica che guarda al green e al futuro. Si tratta della conclusione dei lavori del primo stralcio del progetto Andy Amo Sport e Gioco Vicenza Accessibile, vincitore dell'edizione 2018 del bilancio partecipativo valore 150.000 euro, lavori che proseguono alla libera palestra del Retrone allo stadio del rugby. Parchi gioco più accessibili in un'ottica di inclusione, parchi cittadini per i quali l'amministrazione sta lavorando ad un nuovo bando per la loro gestione. Sta per scadere quello che è stato il periodo del servizi a suo tempo concessi, ora stiamo partendo con le nuove gare per quanto riguarda l'apertura, la chiusura, la pulizia e la sorveglianza di tutti i parchi gioco cittadini e proprio per il servizio che partirà da quest'anno fino all'anno prossimo. Giovedì grasso e allora andiamo a Venezia con tutte le immagini del carnevale. La festa del toro di oggi pomeriggio alle 15 in piazza San Marco è stato l'evento clou del giovedì con il quale il Carnevale di Venezia 2020 entra nei giorni grassi della festa. Tanta gente, bellissime maschere, stanno invadendo pacificamente la città e si stanno facendo ammirare e fotografare da migliaia di persone. Gioco, amore e follia. Le 3 parole chiave del programma stanno rispettando in pieno le attese. Tra gli appuntamenti della giornata sul grande palco allestito in piazza San Marco anche la premiazione delle maschere e dei costumi più belli. Per il carnevale decentrato, intanto, ieri pomeriggio la sfilata dei carri allegorici è arrivata per la prima volta a Pellestrina e domani, sempre nel pomeriggio, il corteo sbarcherà in Gran Viale al Lido. Dal Carnevale di Venezia arriva poi anche un sostegno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo scorso anno era toccato alla pattinatrice Arianna Fontana sostenere la candidatura olimpica. Quest'anno, che il sogno è diventato realtà, sarà lo sciatore Cristian Ghedina il grande testimonial dell'evento che domenica mattina si calerà dal campanile di San Marco per il volo dell'Aquila.
Da Marostica i campioni delle due ruote Francesco Moser e Tatiana Guderzo lanciano la campagna per il rispetto dei ciclisti. Il rapporto fra macchine e biciclette è spesso conflittuale e a farne le spese in caso di incidenti è sempre chi è in sella alla due ruote. Per questo motivo il Comune di Marostica ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione sulla corretta interazione fra mezzi a motore e biciclette. L'iniziativa, intitolata La strada è di tutti, io rispetto il ciclista, è promossa dall'Associazione Italiana Magistrati, Avvocati, Notai, Ciclisti e può vantare la benedizione di stelle del ciclismo italiano del calibro di Francesco Moser, Tatiana Guderzo e Filippo Pozzato. A breve, si parla di qualche settimana al massimo, verranno installati nella strada della salita della Rosina, famosa strada per gli amanti del ciclismo, la strada del Castello e su altre vie, i nuovi cartelli per una campagna di sensibilizzazione appunto a rispettare i ciclisti. Una parte importante della campagna, varata in vista dei campionati italiani di ciclismo in programma proprio a Marostica il 21 giugno, è basata su una speciale cartellonistica che indicherà la distanza laterale di sicurezza da tenere fra auto e ciclisti. I guidatori devono stare a 1,5 metri dai ciclisti per salvaguardare qualsiasi persona che vuole usufruire di questo bellissimo mezzo quale le due ruote. Mi raccomando ragazzi, dietro quelle due ruote potrebbe esserci un vostro parente, un vostro figlio, un vostro genitore, un vostro nonno. Non vi costa nulla aspettare un secondo e spostarvi 1,5 metri più in là. L'iniziativa si innesta in un comparto, quello del turismo su due ruote, che per il Veneto è molto importante. Il ciclismo e il cicloturismo rappresentano oggi in Veneto una delle principali forze del turismo veneto, in quanto stiamo incrementando moltissimo le presenze proprio di questo turismo dolce, ma soprattutto noi oggi stiamo investendo moltissimo. Negli ultimi 5 anni abbiamo realizzato circa 2000 km di piste ciclabili. Per questa sera è tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci.